I temporali, lo ricordiamo, sono fenomeni estremamente localizzati, ma quando associati agli aggettivi forti, organizzati e persistenti, come nel caso delle prossime ore, rischiano di avere effetti al suolo molto molto importanti. Per questo motivo l'allerta è stata innalzata a livello arancione, che per i temporali è il livello massimo di allertamento possibile, ed è appunto sarà in vigore fino alle 15 di 14 agosto. L'invito ovviamente è quello di prestare attenzione e tenersi informati seguendo i canali ufficiali, il sito allertaliguria.gov.it oppure la pagina Facebook di ARPAL, che verrà aggiornata in base alle necessità. Le previsioni successive tuttavia fanno sperare in un bel Ferragosto, è così? Sì, esatto. Diciamo che la parte più intensa di questo passaggio perturbato dovrebbe essere questa notte fino alle prime ore della nottata. Poi potremo avere qualche ritorno cruento ancora per buona parte della giornata di domani, ma poi finalmente con il passaggio di questa ondata di maltempo sul territorio regionale dovrebbe rapidamente tornare il bel tempo, e quindi già da domani sera, ma ancora di più nella giornata di Ferragosto, dovremo avere sole splendente su tutta la Liguria.